più attesa gara individuale dopo aver dominato la prova a squadre, la Coppa delle Nazioni. Vi volevo ricordare che Rodrigo Pessoa non si è qualificato per la seconda manche, 2 penalità, 2 errori, 8 penalità in sella a Lianos. Bruno Bruxot è nato nel febbraio del 1959, lo scorso anno medaglia di bronzo ai campionati nazionali disputatisi a Fontainebleau. Naturalmente in casa Italia c'è molta delusione per il risultato pessimo ottenuto in Coppa delle Nazioni, ma è già momento di riflessione e periodo di sguardi verso il futuro per migliorare, se possibile, una situazione davvero difficile. Intanto arriva anche il netto per Bruno Bruxot, che si è accorto proprio in extremis di essere in ritardo sulla tabella di marcia e ha accelerato nel finale. Si qualifica per il barrage Bruno Bruxot, dunque sono già 4 i binomi qualificati e dobbiamo ancora vedere Niklaus Schurtenberger, Conor Swail e Thomas Butliner, rappresentante del Liechtenstein. Già in campo Niklaus Schurtenberger con Corranda, una femmina, Oldenburg di 11 anni. Niklaus Schurtenberger, che è stato protagonista anche della categoria di potenza, si è ritirato nonostante avesse ottenuto l'accesso al secondo barrage per non affaticare troppo il proprio saltatore, ma l'impressione offerta sul metro che era posto al momento del ritiro a 2 metri era stata davvero ottima e i cavalieri che commentavano insieme a noi la categoria di potenza ne avevano fatto proprio il favorito. Niklaus Schurtenberger, nato nel febbraio del 1968. C'è l'errore, sfuma la possibilità di arrivare alla fase conclusiva di questo interminabile Gran Premio Roma, una categoria che ha nel suo albo d'oro nomi importanti come quelli di Piero Raimondo Dinzeo, del compianto Graziano Mancinelli, e poi via via di tanti ottimi cavalieri come Eddie Machen, per 3 volte Frédéric Ottier a bersaglio con Flambeaucy. Intanto sono già 8 le penalità per Schurtenberger. Applausi comunque per il cavaliere svizzero, squadra elvetica che non si è presentata con i suoi migliori rappresentanti quest'anno a Piazza di Siena. Dunque scivola indietro in classifica Schurtenberger. Per ora un poker di eletti e la cerchia si sta assottigliando. Per l'Irlanda Conor Swail monta Wingate's King Cole, nato 12 anni fa, è un castrone. Conor Swail è del novembre del 71, ama lavorare con i cavalli giovani. Per lui una terza posizione nel campionato del mondo giovani cavalli con il 7 anni Mystique alla Naken. Conor Swail cerca di rendere ancora più verde l'irlandese l'erba di Piazza di Siena. La cornice è la solita, un palcoscenico che il mondo intero ci invidia. E devo dire che nella giornata domenicale il conforto del pubblico è notevole, d'altronde c'era gente anche in occasione della Coppa e della categoria di potenza. Molta gente invogliata anche dalla splendida giornata, una giornata estiva. Abbiamo visto proprio diversi bivacchi sull'erba all'interno di Villa Borghese. Un brivido all'elemento di ingresso della gabbia, ma è ancora netto il percorso di Conor Swail e di Wingate's King Cole, attesi dall'ultimo largo
superato, quinto qualificato per il barrage. Connor Swail, Irlanda, Wingates, King Cole. Ricapitoliamo la situazione: qualificati Christian Hermont, Francia, Nick Skelton, Gran Bretagna, Gianni Govoni, Italia, Bruno Brooks Cole ancora per la Francia, Connor Swail per l'Irlanda. Davvero un peccato non vedere all'opera Rodrigo Pessoa in questa compagnia, e questa è una notazione abbastanza romantica, il duo che ha fatto faville proprio in questo concorso anni addietro, quello composto da Frank Slotak e Jolicoeur per il Sauro, campionissimo, ultima stagione agonistica, dunque ultimi applausi del pubblico romano per un cavallo che davvero sa leggere e scrivere, ma le primavere passano per tutti e ovviamente non può più essere competitivo come un tempo. Jolicoeur, intanto c'è l'errore di Thomas Butliner, 4 penalità, avremo un barrage a 5. 2 francesi, un irlandese, un italiano, un inglese. Anche dal punto di vista geografico una buona distribuzione, sono già 8 intanto le penalità per Thomas Butliner, che rappresenta il Liechtenstein. Per lui grande soddisfazione essere comunque giunto a questa seconda manche, una figura più che onorevole per Thomas Butliner e per Grandus, un annoverano. E adesso dunque siamo in attesa di gustarci il barrage, abbiamo ancora un quarto d'ora a disposizione. Avremo in campo in ordine Christian Hermont su Fab Forever. Tanto la regista Anna Cristina Giustiniani ci ripropone una fase rallentata del percorso di Thomas Butliner. Giovanni Busso dovrà fare i miracoli, uno sforzo supplementare dopo quelli operati nei giorni scorsi per garantire rapidità. Il percorso del barrage non dovrebbe richiedere comunque una manodopera eccessiva e dunque confidiamo che fra poco entrerà in campo il primo dei binomi qualificati per il barrage. Ve li ricordo: per la Francia Christian Hermont e Fab Forever, per la Gran Bretagna Nick Skelton, arco terzo, per l'Italia Gianni Govoni, Loro Piana Avinia, ancora per la Francia Bruno Brooks Cole, Dilem de Chef, per l'Irlanda Connor Swail, Wingates, King Cole. E sarebbe davvero fantastico vedere la vittoria di Gianni Govoni e Loro Piana Avinia. Vi ricordo che l'ultimo binomio italiano a imporsi nel Gran Premio Roma qui a Piazza di Siena è stato quello composto da Arnaldo Bologni e da Mayday nel ormai lontano 1994. L'organizzazione di questo concorso grava in grandissima parte sulle spalle di Alessandro Maspes, che ci ha raggiunto in postazione, mentre intanto la regista Anna Cristina Giustiniani ci ha riproposto giustamente una clip che partiva con le espressioni del cavaliere giapponese Ryuma Hirota, secondo ieri in una categoria. Avete visto, ripassava la lezione, si era dimenticato i connotati del percorso, rischiava di fare una brutta figura, ma l'ha presa con filosofia e poi ha sfogato tutta la sua gioia andando un po' contro le regole del cerimoniale, facendo inchini un po' a tutti. Come vedete, pubblico giovane. Allora vorrei chiedere ad Alessandro Maspes un primo bilancio, anche se la giornata non è ancora finita, perché ricordiamo che in serata ci sarà il tradizionale carosello dei carabinieri. Intanto buonasera a tutti, ringrazio Claudio come al solito della grande disponibilità. Il bilancio deve essere assolutamente positivo, ed è positivo per quanto riguarda l'aspetto organizzativo. È una macchina che si muove di anno in anno con grande anticipo. Coniugare tutti gli elementi presenti, quelli relativi agli allestimenti, al pubblico, su un impatto ambientale così forte, così bello come quello di Villa Borghese, non è facile. Tanto Alessandro, abbiamo visto una caduta che è avvenuta nei giorni scorsi, in particolare un augurio. Non è colpa nostra. No, a Jan van der Schans, che è caduto addirittura 2 volte in 2 giorni, però senza conseguenze apparenti.
Niente, proseguiamo questo cammino insieme alla Media Partners ormai da 4-5 anni. Abbiamo consolidato questa nostra partnership, questa nostra collaborazione, cerchiamo di integrarla al meglio con la Federazione Italiana Sport Equestri. Abbiamo numerosi programmi e progetti che vorremmo comunque sviluppare insieme alla federazione, soprattutto l'anno prossimo, che è un anno olimpico, che è un anno dove si terranno anche gli europei di calcio, quindi dove l'attenzione anche delle aziende, dei mass media saranno proiettati anche su eventi maggiori. Sì, l'augurio è che la squadra italiana riesca a qualificarsi per le Olimpiadi di Atene. Naturalmente ci attendiamo una buona prestazione da parte dei nostri durante i campionati europei. Anche dei nostri cavalieri, perché siamo molto preoccupati sul proseguio della Coppa Samsung e quindi ci terremo che comunque Roma possa mantenere questo status di Super League, che sarebbe molto importante per noi. Intanto in questa clip vediamo la signora Franca con il capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, che hanno voluto essere presenti proprio nella giornata di Coppa delle Nazioni. Ancora qualche istante ringrazio naturalmente Alessandro Maspes per la sua cortesia, per lo straordinario lavoro. Grazie a te, e ci ha raggiunto in postazione anche il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Cesare Croce. Naturalmente c'è stato un faccia a faccia fra i responsabili tecnici della squadra italiana dopo la debacle, e non me ne voglia Presidente se uso questo termine, in Coppa delle Nazioni. Allora però direi che è già il momento di guardare avanti. Quali sono i primi provvedimenti da prendere? Io credo soprattutto che c'è stato un chiarimento tra tecnici e cavalieri, e credo un pochino sia ricostituita, parlandosi in termini pratici, lo spogliatoio e la squadra. È stato un momento di sbandamento, non si può altro che chiamare debacle, anche se eravamo in presenza delle 8 migliori nazioni del mondo, per cui eravamo ottavi tra le 8 migliori del mondo. Però così non si poteva pensare neanche minimamente di andare. Il problema, Presidente, dal mio modestissimo punto di vista, è che è sempre più ardua la competizione con squadre che possono schierare 2 o 3 formazioni competitive, cambiando sempre i protagonisti. Noi abbiamo un numero di cavalli competitivi molto limitato, e allora bisogna andare a monte e necessariamente, visto che non è più possibile acquistare cavalli già pronti, puntare molto sull'allevamento. In questa direzione secondo me bisogna andare. Ma noi è quello che auspichiamo da parecchio tempo. In parte è stato iniziato un progetto con l'Unire, perché come voi sapete la responsabilità di quello che è la struttura dell'allevamento in Italia è gestita da questo ente che si chiama Unione Nazionale Incremento Razze Equine, per tutte le discipline, quindi per il galoppo, il trotto e il salto ostacoli. Si è iniziato un buon lavoro, è un lavoro lungo, l'importante è far sì che questo lavoro diventi un sistema e che non sia solo occasionale. Qualche indicazione l'abbiamo avuta. Oggi uno dei cavalli che è partito in Gran Premio era un cavallo acquistato dalla Federazione Giovane in mano sotto la sella di Cristofoletti, ha fatto una buona prestazione. Ecco, credo che quella sia la strada. Grazie Presidente, rimanga qui al nostro fianco. Intanto sta per cominciare il barrage, 6 ostacoli per 7 salti predisposti dal direttore di campo Giovanni Bussu, una gabbia dunque, la velocità di 400 metri al minuto, lunghezza del tracciato 300 metri, tempo massimo accordato 50 secondi, tempo limite 100 secondi. In questo barrage dunque vedremo all'opera 5 binomi. Si parte con l'ostacolo numero 15, l'Oxer 1,50 per 1,70, poi il verticale su fosso 1,60 m, quindi un altro largo di tavole e barriere, poi ancora l'ostacolo numero 9, precisamente il verticale su cancello 1,60 m, quindi il numero 10, l'Oxer cancello barriere 1,50, barriere pari,
e la gabbia conclusiva. Intanto sono 8 le penalità per Christian Hermont, Francia, nel tempo di 38 e 96. 38,96 il primo riferimento cronometrico, e naturalmente è sempre difficile scendere in campo per primi in un barrage perché non si hanno punti di riferimento. Ha cercato di essere rapidissimo Christian Hermont, ma non sempre si riesce a coniugare velocità con precisione agli ostacoli. Dunque 2 gli errori per Christian Hermont, che dà un vantaggio agli altri perché ovviamente potrà pensare anche a una tattica più attendistica, si potrà badare al netto per issarsi nelle posizioni d'avanguardia. Per la Gran Bretagna un gradito ritorno, lo ricordiamo ancora una volta dopo l'infortunio, quello di Nick Skelton, monta arco terzo. Molto delicato questo verticale in giallo superato, sta saltando molto bene da diversi giorni arco, che è atteso dalla gabbia conclusiva. L'Oxer in entrata, bene anche sul verticale d'uscita la classe di Nick Skelton, percorso netto in 40,08, più lento rispetto a Christian Hermont ma senza errori agli ostacoli. Dunque chi vorrà aggiudicarsi questo Gran Premio Roma non dovrà commettere errori agli ostacoli e dovrà essere più veloce rispetto al 40,08 stabilito da Nick Skelton. Gli applausi che avete sentito sono per Gianni Govoni e Loro Piana Avinia. È già un bel risultato essere giunti fino a questo barrage nel prestigioso Gran Premio Roma, però adesso vogliamo qualcosa di più da un binomio che non poteva aver smarrito la sua fragranza, davvero irriconoscibile in giornata di Coppa, ma a livelli internazionali a RS della Frontera. È quello il Govoni che vogliamo vedere, superato il primo ostacolo. Molto tempo. Bene anche sul verticale, comincia ad affiorare anche la fatica per Cavalieri e per Cavalli. Bene su questo Oxer, superato anche il dritto in giallo, sempre veloce secondo consuetudine Gianni Govoni, che ora ha di fronte a sé la gabbia, tratto piano, galoppabile, un'accelerazione per rosicchiare secondi preziosi. È superato anche il verticale conclusivo, 38,89, è in testa, ma non bisogna ancora cantare vittoria. In testa Gianni Govoni, percorso netto 38,89, e dopo le critiche giuste, le bastonate che ha ricevuto il presidente federale, possiamo tirare un respiro di sollievo. Questo è un binomio, Presidente, su cui si può effettivamente contare, si può parlare dunque di giornata storta in Coppa. Direi di sì, e se ci fosse stata una giornata come oggi forse la Coppa sarebbe stata diversa, nonostante diciamo gli errori di tutti gli altri cavalieri. Gianni Govoni ha montato benissimo e in questa giornata calda ha trovato una Loro Piana Avinia all'altezza della situazione. Vi ricordo l'albo d'oro degli ultimi anni, alcune piegate interessanti, molto arrischiate per guadagnare tempo prezioso. Nel 2002 vittoria per Claire Bronfman con Charlton, l'anno precedente Marcus Fuchs e Cosima per la Svizzera. Nel 2000 ci sono state 2 edizioni del concorso internazionale, quella tradizionale e poi quella legata alla finale mondiale di Coppa, vittorie per Lisenbrett e Dirk Demersman. Vi ricordo, ultimo italiano a vincere nel 94 Arnaldo Bologni con Mayday, e speriamo che ci sia veramente un passaggio di testimone ideale fra Arnaldo Bologni e Gianni Govoni. Intanto in campo per la Francia Bruno Brooks-Cole, monta Dylan de Chef, è molto veloce, ancora 2 ostacoli da superare, 3 salti perché una di queste insidie è rappresentata dalla gabbia. Siamo a 30 secondi, un'occhiata agli ostacoli e una al cronometro. È veloce il cavaliere francese e probabilmente ce la fa, 37,23, ce la fa.
si porta al comando della classifica, 37,23 il nuovo tempo da battere. Al mio fianco sportivamente il presidente federale applaude il cavaliere francese. Naturalmente c'è delusione, ma bisogna essere sportivi perché abbiamo assistito a un duello estremamente leale. Vedete l'esultanza da parte di Bruno Brooks Cole, che ha bruciato per poco più di un secondo e mezzo Gianni Govoni, autore di una prestazione maiuscola. Ed ora ancora Conor Swail e Wingate King Cole. O vincerà Bruno Brooks Cole oppure saluteremo una vittoria irlandese grazie a Conor Swail. Francia contro Irlanda. Gianni Govoni che è attaccato al suo secondo posto, almeno fino a questo momento secondo posto, che sarebbe preziosissimo anche per il morale del cavaliere emiliano e direi di tutta la squadra azzurra. Dopo la delusione di Coppa è comunque piacevole registrare la presenza di 3 binomi italiani in questo barrage, in questa seconda manche del Gran Premio Roma, e questo piazzamento è davvero valido di Gianni Govoni e Loro Piana a Vigna. Si fa desiderare come tutte le stelle Conor Swail per l'Irlanda, Wingate King Cole. Non deve commettere errori. Per l'Irlanda Conor Swail, Wingate King Cole. A bordo campo vediamo Bruno Brooks Cole che è sceso da cavallo e segue con apprensione la prestazione del suo rivale. Il tempo da battere 37,23 e bisognerà davvero volare. Gianni Govoni le ha studiate veramente tutte per fare la strada più breve, ha anche sollecitato la sua Avinia nel tratto conclusivo. Si è portato in testa alla classifica provvisoria, ma l'illusione è durata un attimo, il tempo di vedere all'opera il francese Bruno Brooks Cole, e dunque rischia di fare bottino pieno la Francia dopo la vittoria in Coppa delle Nazioni. Ma c'è ancora l'insidia portata da Conor Swail per l'Irlanda, cavalieri irlandesi estremamente in forma. Vedete la grinta di Conor Swail che non è davvero emozionato, ma c'è l'errore, vince il francese Bruno Brooks Cole e al secondo posto dunque Gianni Govoni. 4 per ora le penalità di Conor Swail. Un percorso molto apprezzabile quello ideato da Giovanni Bussu, apprezzato un po' da tutti i concorrenti. Termina la sua fatica Conor Swail, dunque vince il Gran Premio Roma edizione 2003 qui a Piazza di Siena. Per la Francia Bruno Brooks Cole in sella di Lem de Chef, cavallo Saint-Français di 12 anni. In seconda posizione uno splendido Gianni Govoni con Loro Piana a Vigna. Però percorso netto nel barrage anche per Nick Skelton, che ha ritrovato la giusta rotta di crociera dopo il grave incidente. In quarta posizione Conor Swail davanti a Christian Hermont ancora per la Francia. Abbiamo ancora 1 minuto e mezzo a disposizione e lo impieghiamo con il presidente federale Cesare Croce. Non so se la regista Cristina Giustiniani ha la possibilità di riproporre le immagini del percorso del vincitore, che è stato il penultimo. Allora, presidente, dopo la delusione di Coppa, un sospiro di sollievo. Gianni Govoni Loro Piana a Vigna è un binomio su cui la squadra può contare. Ma sicuramente poi soprattutto ha dato dimostrazione di un grande carattere, perché uscire da una Coppa con le penalità che ha avuto e affrontare percorsi di questo genere per cercare di vincere non è da tutti, quindi ha dimostrato una grande freddezza e soprattutto il fatto che effettivamente, come dicevi prima, 3 binomi nella seconda manche italiana, ma moltissimi altri cavalieri con solo 4 penalità italiani, ci fanno sperare in una ripresa, non dico immediata, ma a breve termine. E intanto avete visto molto diligentemente la regista Cristina Giustiniani ci ha riproposto l'esultanza del vincitore Bruno Brooks Cole per la Francia. Sigla dunque l'edizione 2003 del Gran Premio Roma. Siamo proprio in chiusura di
collegamento e siamo anche ai momenti dei ringraziamenti. Ringrazio tutti gli organizzatori, gli aiutanti di campo di Giovanni Bussu, il direttore di campo, la responsabile dell'ufficio stampa Caterina Vagnozzi, la mia assistente qui in postazione Lavinia, che ci ha aiutato in questi 4 giorni di telecronaca. Ovviamente un ringraziamento all'esterna 1 di Roma, molto professionale, alla guida prima di Roberto Gambuti, oggi di Anna Cristina Giustiniani per